L'8 marzo non è una festa per la CGIL, Cristian Ferrari. L'8 marzo è la giornata internazionale della donna, non è la festa della donna. Per noi è innanzitutto una giornata di lotta e di rilancio di un impegno. Un impegno che guarda una condizione femminile che nel nostro paese è pesantemente caratterizzata da livelli di arretratezza indegni di un paese civile. La partecipazione femminile al mercato del lavoro, il lavoro delle donne è la chiave che può rilanciare il nostro paese. La questione della conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi di vita in una fase in cui si stressano sempre di più gli orari di lavoro è un altro tema che vogliamo portare avanti. La questione del rilancio di una rete di servizi pubblici che aiuta gli uomini e le donne e che contribuisce grandemente anche a favorire una partecipazione al lavoro appunto della componente femminile. E poi l'ultimo tema che abbiamo approfittato anche in questa giornata per rimettere al centro è la questione previdenziale. Si aumenta sempre di più l'età pensionabile e lo si fa in particolar modo proprio per le donne. Abbiamo bisogno di un'inversione di rotta e quindi a partire da questo 8 marzo rilanciamo la nostra iniziativa politico-sindacale esattamente in questi ambiti e in questi versanti.